ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sarebbe stata uccisa nel sonno nella casa della madre che accudiva. Il delitto di via Andrea Costa ha scosso la comunità di Gerratana. La vittima, Rosalba dell'Albani, 52enne, sarebbe stata colpita mortalmente dal cognato Maurizio Barresi, di 66 anni, pensionato, già arrestato dai carabinieri in queste ore. Un omicidio che si tinge di giallo e i cui motivi al momento rimangono sconosciuti. La Procura di Catania ha richiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 38enne catanese accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'uomo avrebbe vessato psicologicamente, denigrato e minacciato gravemente l'ex convivente, con la quale aveva 2 figlie. Durante la loro convivenza, l'uomo avrebbe mostrato ossessiva gelosia e avrebbe continuamente accusato la donna di tradimento. I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato un uomo di 28 anni di Ace e un altro di 32 anni di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale del 32enne, i carabinieri hanno trovato 4 bustine di plastica contenenti droghe sintetiche, tra cui chetamina, MDMA ed ecstasy nascoste all'interno dei pantaloni. Successivamente, durante la perquisizione nelle rispettive abitazioni dei due, sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti. Un giovane palermitano ha vinto 100.000 euro al supermercato Conad di via Sunseri attraverso la lotteria degli scontrini. L'identità del vincitore, come nella maggior parte dei casi, rimarrà segreta. La lotteria delle ricevute premia ancora una volta Palermo con uno dei premi mensili nazionali che vengono estratti e riguarda il codice della lotteria associato a uno scontrino della spesa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16.